Caso clamoroso nella tappa di oggi. L'ordinaria amministrazione di questo giro, che passerà alla storia come il più pedissequo e, se mi si consente l'espressione, il più ovvio, è stata scossa oggi da un caso umano. Antonio Bouleguin, un umile gregario, un personaggio che può essere indifferentemente uscito dalle pagine di De Amicis o dalle prigioni di Treviso, è balzato agli onori della cronaca sportiva, della quale siamo i vostri modesti geni. Antonio Bouleguin, vincitore della tappa dei 5 colli con 36 minuti di vantaggio, domani non partirà. È stato squalificato. Come si sente Bouleguin? Insomma, così ecco, non me lo meritavo, capisco come ho fatto. Ma qual è precisamente il sentimento che prova in questo momento? Sentimento di arsura, ecco. Bouleguin, quando le hanno comunicato che al controllo era risultato positivo, lei che cosa ha fatto? Io ho telefonato subito alla mia mamma e ci ho detto: mamma, sei contenta che mi ha trovato positivo? È la prima volta nella mia vita. Sa, per un uomo essere positivo è un onore. Ma quando le hanno spiegato che positivo voleva dire la squalifica del giro, lei ha pianto? No, ho pianto, ma no. Come mai non ha pianto? Ecco, come mai? Ero contento. Sì, io avevo una scusa per smettere di faticare. Ma sono 30 anni che corro, faccio il gregario. Facevo già a Beloni, mi chiamavano l'eterno penultimo. Cosa faccio al giro? Gran fatica per aiutare i capi, soddisfazioni niente, sgay pochi. Capisco, ma il fatto morale, Bouleguin, non l'ha turbato? Turbato? Non sono mica stato squalificato per la droga, sa. Io faccio la fetta di mina. Io la fetta di mina non la prendo mica. Sono neanche chi era, non l'ho mai vista io sta mina. Sono il canzonissima che cantava: vorrei che fosse amore, amore quello vero, amore che non piace. No, stia calmo, stia calmo. Se domani Stia calmo, Bouleguin. Stia calmo, Bouleguin. Ma allora, se non si tratta di doping, perché l'hanno squalificata, Bouleguin? Ma squalificare la mina? No, squalificata lei, Bouleguin. Lei chi? Lei io? Ah, lei sta per lui, che sarei io. Ah, ho capito. No, non si sta al doping, no, non si sta ai dottori, si sta la polizia stradale. Mi hanno cacciato via dal giro per ubriachezza molesta, schiamarsi in salita, turpilocco in pianura, insulti a pubblico ufficiale e gesti osceni al pubblico all'arrivo. Di che gesto si è trattato? L'ho fatto così. Beh, non mi sembra molto grave. Col sonoro. Beh, questo è piuttosto grave, Scusi, ogni volta che arrivavo mi rideva tutti, una volta che sono arrivato primo mi sono preso la soddisfazione. Bouleguin, lei è sempre arrivato ultimo. Chi le ha dato la forza in una tappa come quella di oggi di arrivare primo per distacco? Sono arrivato primo, per forza sono arrivato primo. Mi hanno sabotato? In che senso? Qualche malintenzionato mi ha cambiato la borraccia. La borraccia dell'acqua? No, la borraccia del vin. Io non bevo acqua, io bevo solo vino. Eppure lei è il classico portatore d'acqua. La porto ma non la bevo. Anche i muratori portano i mattoni ma non li mangiano. E allora cosa hanno fatto alla sua borraccia? E mi ha sostituito la borraccia del vino con una di grappa. E lei cosa ha provato? Capirò. Proprio a grappa, scompartivo un foglio a raso, subito per la montagna, cantavo come un matto, cantavo. E che cosa cantava? C'è l'audio adesso? Sì. Allora è meglio che non canti, se no mi squalifica anche la televisione. No? Bouleguin, lei ha detto di essere contento di questa squalifica, ma io non ci credo. Forse lei con questa dichiarazione vuole mascherare la sua amarezza. No, signorino Sergio. Porta niente a misa. Posso bere? Buon gossetto anche lei, Sergio. Bouleguin, pensi al suo capitano, pensi ai suoi compagni di squadra, pensi all'aperitivo per il quale corre. È un alcolico. Bouleguin, pensi a quanti ricordi lei ha disseminato sulle strade di questo giro. Non mi dica che non è commosso. No, non sono commosso. Imbriaco magari, ma commosso no. Eppure io nei suoi occhi vedo già una lacrima.
Non la trattenga, Bouleguin. La lasci scorrere sulla sua gota cotta dal sole. Le farà bene. Non la trattengo, sa. Anzi, non mi viene proprio a... La sua famiglia la sta guardando in questo momento e forse anche lei aspetta il suo pianto liberatore. La famiglia aspetta? Cosa aspetta? Scusa, non ho fatto niente. Cosa devo piangere per cosa? Per un po' di grappa? Se tutte le volte che bevo la grappa dovessi piangere, allargherei un'altra volta il poresina. Bouleguin, lei deve piangere. Fra un minuto la trasmissione è finita. La vogliamo chiudere così? Ma pensi anche a me, ai miei spettatori. Anch'io ho una famiglia, Bouleguin, che aspetta che faccia piangere gente come lei per essere orgogliosa di me. Bouleguin, smetta di essere cinico. Se lo devo fare per la sua famiglia, fa su poveretta, chissà quante volte gli avrà speso i soldi per farla studiare, poveretto. Beh, sì, molti. Povera donna, la sua famiglia, la famiglia del suo Sergio. Ecco, così va bene. Così va bene, grazie, Bouleguin. E adesso vuol dire qualcosa agli sportivi in ascolto? Sì. E se son pallida come una strasa, minaccia,